raffreddore, dovevo dire.
Questo è carino.
Forza, riccia ragazzi!
e riparte. Come tutti. Dai, dai!
Forza ragazzi, vince, occhio! Dai, dai! Forza ragazzi, vince, occhio! Subito. Subito Lice! Forza ragazzi, vince, subito! Dai, forza ragazzi, occhio! Tenere. Avanti. Dai, Giovanni! Ma quando è così, per fare niente. Sappi che se si gioca molto, sei
bandisco, Ti bandisco. Sappi che ti bandisco. Ragazzi, dai, su. Dai, su. Dai, su. Uno! Porca miseria, uno!
scoperto.
adesso, dai ragazzi. Avanti. Un'ala. Dai, su! Bravo. Comunque non parliamo di L'ha anche toccata. Sì, sì. No, non si può. Dai, su! Uff. Vai Franci. Gliela spinta troppo. Dai, campo sbagliato. Gliela spinta troppo, è arrivato un controtempo. Vabbè, che abbiamo fatto sempre fa. Bravo Pino. Aspetta, lo stava facendo. Sempre credere. Sempre credere. Si vai carinissimo. Ha fatto una trattativa universitaria l'anno scorso e c'è un tempo che E la crisi è una pizza da La cria è sommersa, lasciala. che cosa? Artisticamente o nella vita? No, adesso sta. poi vieni qua. Ah, ancora. Che l'altro. Me l'avevi accennato. Esatto. E mi sembra che la cosa là è un casino. Credo che sia computer dice di più. Allora, Ah, che cavolo, ti dicevo.
Forza ragazzi, occhio. Lascia in salita. Ne fanno un altro, poi Forza ragazzi, dai! Affogato. Un deserto. La cattedrale del deserto.
Dai, due, dai! Go! Dai, due, dai! 8, Dai, due, Dai, dai! due! Dai, su!
dai. Dai ragazzi! Dai, dai, ragazzi, dai. Dai che non ci crediamo. Ok. Dai ancora, dai. Dai. Che siamo solo! Che siamo solo! Dai, dai ragazzi, dai. Ragazzi, tenere testa! Testa! Forza due, dai. Su. Dai, dai due, dai. Dai, dai, avanti, avanti. Su.
La cucino io. Sei svigo. Marco, portala a casa. C'è la mia macchina. Sono in macchina. Gli rubo le chiavi la Siamo spacciati. e siamo venuti da due parti diverse. Sono il peggiore che loro possono avere. Sì. Complimenti. Finito di giocare, sa cosa insegna all'università? Farà il vitello. Scientifico o umanista? Insomma, ciao Antonio, per salutare. Se volessi schiacciargli su. Anche no, Ma tamburo no! No, la tromba, no, è sasso. No, si coprono con le mani. Nelle spese di rappresentanza ci stanno. ascolta, ci sono quei guanti che hanno suonato. La tromba è una roba buona. Ma ci manca la tromba con... Ce l'ho ricordato. Io ne uscivo con un'emicrania di faccio un paio di volte Quella invece della Dai, due, dai, su! Dai ragazzi, dai! cioè non ci l'ho visto e non ci credo. Ragazzi, ora
passa. Se ne frega se qualcuno non è che me ne devo Ne va bene? Sì, Adesso va bene. io. No, mi vengo, sai che noi a giugno andiamo a vedere Cremolini a Roma? Noi a giugno andiamo a vedere che abbiamo fatto a Milano. Dai ragazzi, dai! Dai la prossima, dai! Andiamo subito! Deve girarsi quando festeggia. Ma che non vale festeggiare davanti agli avversari, Antisportivo? Si chiama. Sì, dai. Aspetta, fai finire la partita.
Forza, su! Dai! Però ci sta 7-0, 8-5. Dai, Luan, dai! Su! Forza, dai! Dai, dai! Forza, forza,
Vai, 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 vai. Buono, buono! Dai! Mi sono complicati la vita con cioè ci viene più da mentre si non è no, ma gli devi dire e poi non lo so. Diciamo che siamo anche io, anche se tu pensi di qualcosa, è una così che pensi. Cioè, il capello la pensa scusi, Donali senior. Tocca la gomma. Mi passi tutta una maravaccia circa. Ok, aspetta.
Ciccio, dallo Lelli. Allello. Ciao signor Antonio. Buonasera. Come stai? Bene. Com'è la in quel di Milano? Molto bene, molto bene. Esiste. Ma Allello è sparito. Oppure forse con Lello? Lelli. Lello, non lo so dove sia Lello. Le ha dato ora la cosa, forse è dato il telefono. Ce l'ho io. Sono qua anche allora. Non so dove sia Lello. Corri a un certo punto. Sono da dare, sono del Lelli questi. Perché o parto più staccato, nel senso che anziché 0-3 parto ancora più là, così ho avanti. Però mi sembra che dopo mando in confusione gli attaccanti sul punto di riferimento. Gli attaccanti vanno in confusione perché? No, dico il punto di riferimento della ricezione. Allora, fermi, no, un'altra cazzata. Quando si fa battuta e ricezione, se non c'è il palesatore, dove ricevono? Loro hanno il riferimento là. Il riferimento non è un qualcosa di personale, non è un... Se ogni ricettore ha il suo riferimento su X campo. Non esiste che la ricezione ha riferimento sul palesatore. Se te ti ingamberi, ricevono dove sei tu. Se tu ti ingamberi in zona 1 in più, hai capito? Ricevono sempre là, 1. Difesa io la voglio staccata perché così tu hai più tempo di andare sotto, o tu e tutti gli altri pallesatori. Allora non mi piace che ci sia un solo verbo. Ci sono delle cose che sono convinto che c'è solo una maniera di fare. Alcune cose, delle tecniche, distanza tra i pollici e indici, alcune cose. Però alcune cose. Tecnica di palleggio. Bortolazzi può fare quello che fai tu, che mette Doani e fa sto giro qua. In base alla persona. Infatti banalmente ho visto anche. Io facevo le maratone e mi dicevano parti lento poi sprinti. No, non riesco a sprintare, andavo via costante, spaccavo il chilometro, 5 minuti a chilometro. Perché? Perché se sprinto consumo il triplo di energia, non ho un Ferrari io ho un Mercedes e il Mercedes deve andare tranquillo, regolare. Chi ha una Panda va piano, chi ha Ferrari può fare forte veloce che tanto ha cavalli. Ognuno ha una macchina diversa. C'è il palleggiatore che ha buone mani, Bortolo avrebbe buone mani e quindi palleggio qua, dice io compenso con le mani, pensava, adesso ciao. Chi ha i piedi veloci arriva sotto la palla e anche se ha delle mani di merda, Vermiglio, papà se lo ricorda Vermiglio, mani di merda, però era una scheggia, sempre sotto il pallone, palla la ricevevi tesa, lui era sotto qua, e cazzo, è come se palleggiasse sempre palla doppio più. Ho visto. Avevo scritto un messaggio a Filippo. Ho scritto, peccato per il punto passo. Pensavo di messa anche prima di essere e comunque il riferimento non è su di te, cioè nel senso che il problema dei riferimenti degli attaccanti, questo qua fa un allenamento con te con Francesco, se viene in C ne ha altri 2, se va in B ne ha altri 2, è un casino. Poi cosa succede? Pronti via, parte con la palla quick, dove cazzo vai? Facciamo solo che, volendo, lì ce la faccio. Lui deve gestire troppe robe, deve gestire troppe tempistiche. Lui e Nipes stanno partendo come dei cazzi. Devono gestire tutto, tra te e Francesco su 2 palle diverse. Tu ce l'hai più veloce, lui ce l'ha più comodo. Quando viene a allenarsi con la C ne ha altre 2 diverse. Perché Sterza ha il campanilone, Bortolo davanti ha una palla simile a Francesco. Quando va in B ne ha altre 2. Non farti problema.
non sei tu il problema. Tu hai iniziato con 2 palloni corti, ok? Basta. E io non l'ho tolto. Io non ho tolto te. Dal terzo in poi c'è tutta roba sua, ma lui parte con una tempistica diversa. Poi come mai alla fine ha migliorato? Perché ha preso il timing perfetto. E secondo te, dato che lui farà... Ma non... Spostarmi queste robe qua. Sì, arrivo. Vi avviso che 11:55. Sì, e dato che farà tanti dovrei provare a la palla, deve dargli una mano per mettere almeno Non lo so, non ho esperienza, no. Chi con la B qui? Con loro devi cambiare. loro due. Ciao a tutti No, loro ragazzi. dovrebbe essere. Ciao Luca, grazie Nel mille. senso che magari se li metto meno in tilt magari posso dare una mano io. Se gli metti, Nel senso magari li metto meno in tilt. Quello è il fatto. ma in tilt lui da solo perché No, sbaglia il appunto, timing. ma appunto posso dargli una mano. Complessa la situazione e non prendete le cariche. Io sono la prossima. E venerdì dopo la sera sono andato se riesco a vedere un parlare decente. Che rientro nelle città. Però mi ti vengo volentieri. Voglio... Arrivi dall'estero? Tabi, me lo butti. Lo so che poi io ti dico che l'anno scorso ho avuto più problemi perché
Come cazzo si spegne?